Finalmente torna Fiano a Ca' Foscari, invitato dalla nostra università, e sarà quanto è stato interrotto lunedì scorso. Emanuele Fiano torna a Ca' Foscari ad una settimana dalla contestazione di una cinquantina di studenti filo-palestinesi che avevano bloccato l'evento dello scorso 27 ottobre, interrompendo il suo intervento durante un incontro pubblico. A scortarlo, di fatto, sarà la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, presente per manifestare sostegno all'ex parlamentare dopo l'interruzione degli studenti Pro-Pal. Penso sia positivo la presenza della ministra, d'altronde che cos'altro poteva fare. La ministra non viene in quanto esponente politico a fare campagna elettorale, viene in quanto ministra, quindi istituzione. E mentre l'Ateneo ha rafforzato le misure di sicurezza in vista del nuovo appuntamento, intervengono anche i radicali di Venezia con il segretario presente alla contestazione di fine ottobre. Nelle stesse università israeliane studenti e studentesse hanno animato la contestazione nei confronti di Netanyahu. Io credo che chi ha interrotto Fiano nella loro totale ignoranza dovrebbero apprendere molto dai loro colleghi universitari israeliani. I collettivi studenteschi hanno già annunciato una mobilitazione definita più determinata rispetto alla precedente. Sono state annunciate delle contromanifestazioni, quindi vedremo cosa queste persone faranno. La tensione nel campus resta alta. Da un lato la linea del governo che rivendica la libertà di parola e condanna l'interruzione degli eventi accademici, dall'altra i gruppi che accusano l'università di dare spazio a voci considerate unilaterali sul conflitto in Medio Oriente. Io penso sia giusto e legittimo manifestare, esattamente come è giusto e legittimo poter fare una conferenza insieme con l'onorevole Fiano. Noi siamo quelli della libertà e della democrazia, gli altri sono quelli della censura che vogliono impedire a qualcun altro di parlare.